Conferenza stampa stamani di presentazione di Don Alessandro Damiano, che nel pomeriggio sarà ordinato nuovo vescovo coadiutore della città di Agrigento, che affiancherà per un breve tempo il cardinale Francesco Montenegro per poi raccoglierne il testimone completamente. È la seconda volta che nella storia della città che viene nominato un vescovo coadiutore nella diocesi agrigentina. Alla conferenza stampa di oggi erano presenti l'attuale Franco Montenegro, il neo coadiutore Don Alessandro Damiani e il vescovo di Trapani Don Pietro Fragnelli. Sono contento sul serio, oltre che perché si tratta di Don Alessandro, sono contento perché c'è la certezza di un cammino che continua. E questo dovrebbe dare speranza. Per un tratto faremo la strada insieme, per cui ci aiuteremo vicendevolmente, in modo che poi, quando a me toccherà andare via per motivi di età, lui potrà continuare senza aspettare di iniziare, perché ritengo che certi singhiozzi di vuoto nella Chiesa possono diventare anche pericolosi, perché diventano dei buchi e dei salti. In questa maniera è assicurato un cammino continuo, un cammino di due persone che si danno da fare per mettere insieme la conoscenza che hanno del territorio, e quindi questo è l'auspicio e l'augurio più bello per questa terra e per questa Chiesa. Con quale spirito affronta questo momento? Con lo spirito dell'abbandono al progetto che Dio vuole fare con me, nella speranza che io riesca a farlo secondo il suo cuore. Io devo confessare, direi proprio pubblicamente, devo confessare che io non conoscevo e quindi non conosco Agrigento. Mi ero fermato alla Valle dei Templi e a quel viale che c'è un po' dietro la chiesa di San Calogero, dove c'è la passeggiata, non so come si chiama. Viale della Vittoria. Ecco, quello è il mio confine di conoscenza di Agrigento. Poi in questi mesi, certo, ho sentito un po' di presbiteri, ho sentito il cardinale Montenegro, ho letto qualcosa un po' qua e un po' là, imparerò a conoscere Agrigento. Ho fatto un'idea a proposito della nostra realtà agrigentina, una realtà difficile che in particolare con Lampedusa è al primo posto per il fenomeno immigratorio, che chiaramente è di interesse non solo nazionale ma internazionale. Ecco, questo grave problema la Chiesa come intenderà affrontarlo? In particolare la sua azione spirituale quale sarà? Io non mi sono fatto un'idea della realtà agrigentina in questo momento, penso di essere presuntuoso affermando il contrario. Sapete bene, meglio di me, come la realtà agrigentina, la realtà siciliana, la condizione che sta attraversando il mondo in questo momento è molto complessa. Come si fa a farsi un'idea senza esserci mai stati? Ecco, quindi l'idea me la farò piano piano e spero anche grazie al vostro tipo specifico di servizio che fate per un'informazione chiara, trasparente e oggettiva. E Lampedusa è preda delle telecamere. È preda delle telecamere che a volte soverchiano un po' quella che è la realtà umana, quella realtà fatta di carne e di sangue dei lampedusani e di coloro che approdano su quelle coste. È certamente una questione che riguarda l'intera Europa, ma io non sono un esperto di politiche europee, quindi al momento non saprei cosa dire, se non che se non si difendono le parti più deboli di un corpo, tutto il corpo ne risente. Più di qualcuno, amici ma anche sconosciuti, mi hanno chiesto: ma non porti già la croce? Io ho risposto: guarda, quella che non si vede certamente è più pesante di quella che si porta attaccata al collo. Ma sicuramente, dicevo, è importante per lui
importante per la Chiesa e per la società di Agrigento. Io mi auguro che il rinnovamento non sia soltanto nello spostamento di una persona, ma in una tessitura di bene, di bellezza, di giustizia che una persona che viene da fuori può incoraggiare a realizzare. Ma naturalmente i protagonisti siete anzitutto voi agrigentini che stimolati da questa nuova presenza, dalla fede in Cristo risorto, dalla ricchezza del Vangelo che è presente in questa storia, voi agrigentini potete con questa nuova guida uscire, chi deve uscire dalla pigrizia, da situazioni nelle quali si dice si è sempre fatto così, e nello stesso tempo mettervi alla prova, cioè costruire con le risorse migliori che voi avete.